Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Tempo spiccatamente instabile e deciso calo termico a causa di un fronte freddo in discesa dal nord Europa. Vediamo nel dettaglio dove pioverà di più. Sul Veneto la giornata di mercoledì 18 settembre sarà caratterizzata da una certa variabilità, con piogge e temporali sparsi ma piuttosto frequenti un po' dappertutto. Tuttavia migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature come detto in diminuzione, minime tra 15 e 19 gradi, massime comprese invece tra 20 e 23 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con piovaschi alternati a pause un po' più asciutte, tuttavia piogge meno probabili sulle aree costiere. Temperature anche qui in calo, minime tra 14 e 17 gradi, massime tra i 22 e i 23 gradi. E anche sul Trentino Alto Adige sarà instabile, con qualche acquazzone sui settori meridionali, andrà un pochino meglio come vediamo invece altrove. Temperature minime tra 14 e 15 gradi, massime ancora gradevoli sui 27 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.